Signori, buongiorno a tutti quanti, grazie per essere qua. Vi presento con grande orgoglio Michele Antonutti. Grazie di partecipare con noi a braccetto in un progetto di Sport Friuli. Lo sport perché abbiamo la rappresentazione più bella di che cos'è lo sport, questi giovani, in uno sport che non è neanche tanto conosciuto a volte, vero? Sembra quasi dimenticato, che lo giocavano i nonni, gli avi. In realtà mi sembra che i risultati che state conseguendo, mi sembra che anche quest'anno 2 coppiette vanno a Roma, quindi facciamo già un applauso alle coppie, alle finali nazionali. A portare la bandiera friulana in questa Italia. Siamo insieme a un grande campione, ma un campione non qualsiasi, è un campione friulano. Michele quest'anno ha giocato anche all'All-Star Game della Nazionale Italiana di Pallacanestro. Michele ha conseguito il risultato di 1000 punti in Serie A. Detiene il record per aver vestito la maglia della Snaidero più anni di tutti. Quindi merita un grande applauso. Ma Michele è un ragazzo come noi e il fatto che sia qui oggi anche lo dimostra, perché è una cosa veramente bella, e darà un messaggio anche a tutti voi, soprattutto i giovani, perché i risultati si ottengono allenandosi, ascoltando i genitori, l'allenatore, il presidente, non dimenticando mai lo studio, nota dolente per tanti. Oggi è una grande giornata di festa, lo saranno anche i giorni del 29 luglio e del 5 agosto, dove sicuramente qualcuno di voi, se non tutti, parteciperanno. E adesso faremo una gran bella festa. Insegnerete a Michele Antonutti a giocare alle bocce. E questo compito glielo faremo fare al coach. Vieni coach. Facciamo un applauso al coach che vi ha portato alle nazionali. Che vi ha portato anche alle nazionali. L'articolo io. Eccoci presenti con la grande società al bocciodromo nuovo di Tavagnacco. Sono Michele Antonutti, loro sono tutti i nostri campioni futuri e campioni di adesso, del presente, che hanno fatto grande questa società. È un momento di festa, un momento di orgoglio. Sono molto onorato di essere presente a questa grande festa, a questo grande momento di felicità, perché lo sport è soprattutto felicità, soprattutto passione e soprattutto voglia di andare avanti. Noi vi aspettiamo tutti presenti il 29 luglio e il 5 agosto per un grande momento di festa, per una grande giornata di sport in cui ci saranno grandi, piccini, tutti, per una grande festa che riguarda tutti gli sport. Dal bocciodromo di Tavagnacco è tutto, più siamo più vogliamo. Un saluto alla telecamera a tutti assieme. Ciao, vi aspettiamo il 29 luglio e il 5 agosto allo Sport in Festa. Ciao ciao ciao! Buongiorno, sono Marco De Toni, siamo qua al bocciodromo di Tavagnacco, grande nuovo centro appena realizzato, e siamo in compagnia di 3 personaggi importanti per questa società e partiamo forse dalla più rappresentativa, che rappresenta anche la storia, che è il Presidente. Buongiorno Presidente. Buongiorno. 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 Innanzitutto grazie per aver creato questo nuovo impianto e grazie per seguire questo immenso e importante progetto. Quali sono le motivazioni per la quale ha voluto creare il bocciodromo, questa passione per le bocce? Allora, scusi un momento. Allora, ben da 33 anni che la società è nata, diciamo, e abbiamo ottenuto opportuno di proseguire in questo senso, perché ha avuto dei momenti di calo, però dandosi da fare le cose sono venute a buon fine, diciamo. Abbiamo creato una buona società e vediamo che i risultati vengono fuori adesso.
hanno fatto parecchi risultati. Quest'anno stiamo facendo il campionato di C2, siamo primi in classifica, adesso siamo già con lunedì, cominciamo a fare martedì, facciamo il ritorno, diciamo, per la selezione, per andare in finale, diciamo. Grazie a tutti quanti, ringrazio la società, sono molto soddisfatto perché ho lavorato tanto e mi sono impegnato, ho dato l'anima e il corpo per cercare di tirare su una buona società e ho avuto i miei risultati, adesso sono contento e felice. Vi ringrazio. Beh, sicuramente queste parole del Presidente, cosa posso dirti? Passione, voglia, sacrificio e condivisione, quindi tanti complimenti, sicuramente la Bozzofila di Tavagnacco farà grandi risultati ancora. Però speriamo. Dietro a un grande Presidente ci deve essere anche un po' quello che noi chiamiamo il topo di scrivania, quello che deve sbrigare un po' di pratica, quello che deve gestire, organizzare. Purtroppo sì, perché per me è un po' difficile adesso. Ma anche per fortuna, e questa fortuna si chiama Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, ci spieghi tu qual è il tuo ruolo in questa società e soprattutto mi sembra che sei piuttosto giovane. Quindi che cosa ci puoi dire di te e della tua gioventù? Le cose da dire sono tante. Prima di tutto, per ringraziare il Presidente, il minimo che possiamo fare è stargli vicino. Stargli vicino a girare per uffici, andare giù in comune, in comitato, in provincia, in regione, ovunque bisogna ritirare delle carte perché dietro ogni grande evento c'è sempre grande burocrazia. Comunque molto volentieri io sto dietro al Presidente, ma non solo io, siamo una grande bella squadra sia nel campo sia fuori. E colgo l'occasione per dimostrare, spero i giovani stiano seguendo, che dentro la città di Bocce non ci sono, diciamo, solo anziani, per non offendere le persone che giocano con me, ma c'è anche molta gioventù dietro che si dà da fare, come esempio io ho 23 anni, ormai sono già 12 anni che sono qua dentro, e con orgoglio, sempre appartenuto a questa società e sto aiutando il Presidente in tutte le sue faccende. E spero che questa sia l'occasione per continuare a tenere vicino giovani, per crescere col settore giovanile. Ricordo, siamo uno dei settori giovanili più numerosi del Friuli Venezia Giulia. Oltre ad essere numerosi abbiamo molte qualità, quindi non c'è solo il numero, c'è tanta qualità e ovviamente se non c'è lavoro dei giovani purtroppo perderemo il tutto. Per fortuna negli ultimi anni stiamo recuperando a livello di età, diciamo, dei buoni elementi. Beh, sicuramente con un ragazzo così giovane che è 12 anni che fa parte della società, quindi possiamo dire una vita di bocce. Sì. Ok. Questa vita è un messaggio per tutti voi, perché le bocce non sono solo da spiaggia e non sono neanche semplicemente un passatempo, può diventare uno sport, una professione e una passione. Ma in merito a questo vorrei conoscervi anche un po' l'artefice che guida queste mani e si chiama Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, Maurizio ha una storia un po' particolare alle spalle, perché dovete sapere che la sua passione all'inizio era un'altra. Quindi adesso ci racconterà la sua passione nell'insegnamento, ma soprattutto da quanti anni che gioca a bocce e perché ha deciso le bocce. Maurizio. Beh, niente, io ho cominciato a giocare a bocce nel 96. Così, ho provato un giorno, mi è piaciuto, mi sono innamorato di questo sport e da 7 anni seguo il settore giovanile, seguendo il figlio di un nostro compagno di squadra, ho visto il settore giovanile, mi è piaciuto e mi sono appassionato. Adesso lo faccio con volentieri. Luca ha dimenticato di dire che quando era allievo nella società di Tavagnacco insieme a Graziotti e Raffaella ha fatto il terzo ai campionati italiani a Torino. Cioè, gli è scappato, è modesto. Ha fatto un terzo anche lui ai campionati italiani, come lo scorso anno l'ha fatto la Zurini Denise e insieme a un Gureano Andrea che è tornato in Romania, ho perso la ragazza, e quest'anno sperando con le due coppie che andiamo giù più quelli che si qualificheranno domenica all'ultima selezione, speriamo di portare a casa quest'anno un altro bel risultato. Vi aspettiamo a Città Fiera! Ciao!